Genitori sul piede di guerra a Venezia a causa dello sciopero del personale delle mense scolastiche proclamato per stamane. La protesta ha preso piede su Facebook, dove è attivo da tempo un gruppo divenuto un veloce mezzo di comunicazione e discussione tra i genitori veneziani e mestrini. Sotto accusa la modalità di avviso dello sciopero. Secondo i genitori, infatti, non è possibile che la comunicazione dell'astensione dal lavoro sia stata data attraverso un avviso scritto a penna e attaccato con il nastro adesivo sui vetri degli edifici scolastici. Questo nonostante Ames, l'azienda multiservizi economici e sociali che gestisce la prenotazione dei pasti, disponga di tutti i numeri di telefono e i contatti di posta elettronica dei genitori dei bambini. Le modalità dello sciopero rischiano così di mettere in secondo piano i motivi della protesta, ovvero il fatto che le aziende della ristorazione collettiva e dei pubblici esercizi, Angem e FIPE, intendono mettere le mani su istituti contrattuali ormai consolidati, come la 14ª mensilità, gli scatti di anzianità e i permessi per la riduzione di orario. Così, date le modalità della protesta, oggi oltre agli addetti alla mensa saranno rimasti a casa da scuola anche molti bambini.